Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme i sofficini senza lattosio. Oggi prepariamo i sofficini in casa, li conosciamo tutti, li abbiamo mangiati da bambini, con 1000 ripieni, sono le classiche mezzelune che le nostre mamme friggevano e che a noi piacevano tantissimo, ma magari non abbiamo pensato che si possono preparare in casa veramente in modo semplice. Soprattutto li possiamo personalizzare. Oggi io li preparo infatti senza lattosio perché ormai tantissimi di noi sono intolleranti al lattosio. È veramente semplice, ora vi faccio vedere gli ingredienti e come si preparano. Ecco i nostri ingredienti. Per l'impasto ci occorreranno 400 ml di latte senza lattosio, 200 g di farina, una noce di burro e circa 15 g di sale. Per uno dei nostri ripieni ci occorrerà prosciutto cotto circa 100 g, dolce sardo 350 g senza lattosio. Per la besciamella ci occorreranno 500 ml di latte, 50 g di farina, 50 g di burro senza lattosio, 1 o 2 pizzichi di sale. Per la frittura olio di semi di arachide. La prima cosa che dobbiamo fare è quella di fare la besciamella, quindi andiamo ai fornelli e la prepariamo subito. Eccoci ai fornelli, prendiamo il burro, lo mettiamo nel pentolino, lo facciamo sciogliere. A questo punto, una volta che il burro è tutto sciolto, aggiungiamo anche la farina e cominciamo a mescolare con una frusta, così non formiamo i grumi. Facciamo dorare questo composto, quindi lo lasciamo qualche minuto, 1 o 2 minuti. Allora, ora abbassiamo completamente la fiamma e aggiungiamo il latte che ho scaldato precedentemente al microonde. Continuiamo a mescolare energicamente per non formare i grumi. Andiamo a mettere un altro po' di latte. Energicamente, mi raccomando, dobbiamo mescolare con la nostra frusta, sempre per non formare i nostri grumi tanto odiati. Quindi l'ultima parte di latte. Ok, sempre a fiamma bassa, ricordo. Adesso andiamo ad aggiungere il sale. E un po' di noce moscata. Quindi adesso che abbiamo aggiunto anche la noce moscata, mescoliamo sempre con la frusta per non formare i grumi e lasciamo addensare in modo che formi una crema, ma non eccessivamente, insomma, non budinosa, ecco, per intenderci. Quindi basteranno quei 2-3 minuti. Sempre ai fornelli, in un tegamino abbastanza capiente, ho versato i 400 ml di latte. Adesso andrò a versare il burro e il sale. Andiamo a mescolare, quindi a far sciogliere il burro e anche il sale, e portiamo il latte quasi a bollore. Sono passati quasi 3 minuti, adesso il latte è quasi giunto al bollore e aggiungiamo tutte insieme la farina. E poi andiamo a mescolare
fino a che non formiamo una palla. Ok, abbiamo formato la nostra palla che si stacca dalle pareti del nostro pentolino antiaderente, quindi a questo punto possiamo anche spegnere il fuoco e lasciare intiepidire. Ora che abbiamo fatto il nostro composto, come vedete, lo lasciamo un attimino intiepidire perché adesso è veramente molto caldo e dopo lo andiamo a stendere. Noi adesso quindi andremo a fare il ripieno. Cominciamo col tagliare a dadini il prosciutto cotto, andiamo leggermente a sgrassarlo. Dunque io ho scelto di fare questo ripieno abbastanza classico, però come tutti ben sapete ci sono tantissimi ripieni che si possono fare, come quello diciamo storico alla pizzaiola, oppure quello ai funghi besciamella, con gli spinaci, insomma tantissimi ripieni. Questo è diciamo quello base, prosciutto cotto e formaggio, eppure soltanto formaggio, con l'aggiunta della besciamella. Quindi insomma andiamo col semplice inizialmente. Solitamente i sofficini piacciono tantissimo ai bambini e i bambini hanno inizialmente dei gusti abbastanza semplici. Ok, ora trasferiamo i dadini in una ciotola. Il grasso l'ha mangiato il nostro Milo, che è il nostro cagnolino, che è golosissimo di prosciutto cotto. Adesso andiamo a fare i dadini invece del dolce sardo. Io uso il dolce sardo perché è un formaggio della mia terra, mi piace tantissimo anche ai miei figli, e quindi uso quello senza lattosio, a bassissimo contenuto di lattosio, quindi andiamo subito a farlo a dadini come il prosciutto. Comunque se appunto non doveste trovare il dolce sardo, va benissimo un formaggio a pasta molle, insomma tipo questo, oppure anche la mozzarella che solitamente si usa per la pizza. Allora mettiamo un po' di farina sul piano da lavoro e trasferiamo l'impasto, che adesso è diventato tiepido, lo andiamo a lavorare un po'. Quando abbiamo formato un bel panetto come questo, possiamo stenderlo col mattarello ad uno spessore di circa 3 mm. Ho steso la pasta dello spessore desiderato, adesso devo andare a tagliarla, quindi a formare dei cerchi per formare quindi i sofficini. O abbiamo quell'attrezzino che si usa per fare i ravioli piuttosto grandi, oppure i calzoncini, insomma i calzoni piccolini, oppure fagottini per esempio, oppure possiamo utilizzare un coppapasta da 12 cm. Se non abbiamo neanche il coppapasta, utilizziamo o una scodella abbastanza grande oppure una ciotola come sto facendo io, che ha un diametro da 12 cm. Basterebbe anche un diametro da 10, come volete voi, a seconda della grandezza che volete. Allora, quindi poggiamo la ciotola e facciamo una pressione e facciamo i cerchi. Cerchi che otterrò li dispongo qua nella carta da forno e proseguo. Una volta che abbiamo fatto i primi cerchi, andiamo a rimpastare
e ristendere la pasta dello stesso spessore fino a che non abbiamo finito. Ho formato i miei cerchi di pasta che andranno a diventare dei bellissimi sofficini, buonissimi anche. Sono riuscita a formare 10 sofficini, quindi con queste dosi più o meno verranno 10 sofficini a seconda dello spessore della pasta e del diametro ovviamente che usate per fare i cerchi. Ora prendiamo il primo cerchio, se vogliamo andiamo ad appiattirlo leggerissimamente. Ok, adesso formiamo il primo ripieno, quindi andiamo a formare il primo ripieno. Ho messo parte del formaggio a dadini in una ciotola un po' più grande, ci andiamo a mischiare il prosciutto cotto, e poi andiamo a mettere la besciamella, qualche cucchiaio di besciamella. In questo caso iniziamo con 3, quindi la consistenza che dobbiamo ottenere è questa. Andiamo a prendere un po' di ripieno e lo posizioniamo al centro. Ricordiamoci di non esagerare perché sennò poi magari potrebbe fuoriuscire durante la cottura. Ok, adesso andiamo a fare la mezzaluna. Ho aggiunto un po' di farina sul piano da lavoro, quindi se capita che mettiamo un po' di ripieno in più, basta insomma farlo scivolare dentro la ciotola e niente. Poi andiamo a sigillare prima con le dita, così, ecco, vedete, già sta assumendo la forma del nostro sofficino, e poi con una forchetta andiamo proprio a fare questo lavoro proprio per sigillarlo in modo più sicuro possibile. Ok, per il momento possiamo poggiarlo in un vassoio con sopra la carta da forno. Ecco, i sofficini sono pronti. Adesso andiamo a rompere le 2 uova in un piatto. Le sbattiamo. Ok, adesso prendiamo il primo sofficino, mettiamolo nell'uovo e poi con delicatezza le andiamo a mettere nel pangrattato. Andiamo per gli altri. Ecco qui, i sofficini sono pronti per essere fritti. Possiamo friggerli come diciamo tradizione vuole, oppure possiamo farli anche al forno se vogliamo. Allora, io sto scaldando l'olio d'arachide, raggiungerò una temperatura di circa 160 gradi, li friggerò per circa 3 minuti. Mentre se li vogliamo fare al forno, accendiamo il forno a circa 190 gradi e li lasciamo cuocere per circa 15 minuti. L'olio è ben caldo, adesso friggiamo i nostri sofficini.
Quando i sofficini vengono a galla possiamo girarli molto delicatamente, ovviamente senza bucarli, perché sennò fuoriesce tutto il ripieno ed è un disastro. Allora, i nostri sofficini sono dorati, possiamo toglierli dall'olio e poggiarli nella carta assorbente. Nel frattempo continuiamo la frittura. Ecco, qui ho messo nel piatto da portata i miei sofficini senza lattosio. Ora ne prendiamo uno anche con le mani, posizioniamo in questo piattino e vi faccio vedere l'interno com'è. Guardate che cos'è dentro. Direi che è veramente stupendo, no? Vi ho fatto venire la collina in bocca, vero? Allora non vi resta che prepararli anche voi. Vedete com'è semplice, sano e soprattutto in questo caso senza lattosio. Se vi è piaciuta questa bellissima ricetta fate un bel like e se non vi siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi e attivate anche la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Venitemi a trovare nei miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticate il mio sito internet che è www.lericette di franci74.com e non perdetevi la prossima ricetta. Ciao!